Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si parte con una prova per buoni puledri di 2 anni, non vincitori di 4.000 euro in carriera. All'1 Fiammetta Ferma, Antonio Greppi, 2 Furia, Antonio Di Nardo, 3 Fiandra CR, Riccardo Pezzatini, 4 Ngannu, Roberto Vecchione, 5 Freia SL, Massimiliano Castaldo. Autostart raccoglie i partecipanti lungo la piegata di sinistra, con cautela Fiammetta Ferm che non tocca l'ala con il numero 1. Si parte con lotta per il comando, è veloce dal largo Ngannu che prova ad andare su Fiandra CR, la quale scende alla corda in vantaggio. Seconda in corda è Furia, poi Freia SL alla retroguardia, Fiammetta Ferma. Ngannu che con tutta la calma possibile va a presentarsi su Fiandra CR. Roberto Vecchione che cerca di tenere più calmo possibile suo figlio di Mr. JP, che si è mostrato un po' ardente nella prima fase, ora però riesce a sfilare e a condurre. Il lancio è stato comodo in 16,1, il secondo paletto in 15,4, 31,5 di nulla i primi 400 metri di corsa. Ngannu in vantaggio, un paio di lunghezze, anzi 4 lunghezze avanti a Fiandra CR. Rimane in terza posizione Furia, poi Freia SL che si muove dalla corda in anticipo su Fiammetta Ferm, 47,5 per i primi 600 metri di corsa. Ngannu chiarissimo leader, 20 metri avanti agli altri. Seconda posizione per Fiandra CR, sulla quale sposta Furia che anticipa Freia SL, si mette in mezzo alla pista dall'ultima posizione Fiammetta Ferm. 31,8 anche il secondo quarto di gara. Ngannu prosegue in largo vantaggio, passa i 1000 in 1,18,7, si mantiene in vantaggio su Furia che si è stoppata accanto di Fiandra CR, se ne libera ora quando siamo a 500 dalla conclusione. Poi Freia SL e Fiammetta Ferm, la retta di là in 15,3, Ngannu ancora in vantaggio nei confronti di Furia. Freia SL che si muove sempre in anticipo su Fiammetta Ferm, si avvicinano al battistrada, il quale entra in retta d'arrivo con un paio di lunghezze di vantaggio, la piegata ancora in 15,3, tutti i paletti costanti per Ngannu che cerca di fuggire da Freia SL che si mette ora sulle gambe. Ngannu però sta controllando, fa un lavoro, frusta indietro Roberto Vecchione, vince come vuole Ngannu nei confronti di Freia SL, al terzo Fiammetta Ferm, 29,9 ad arrivare. 1 minuto e 6 decimi l'ultimo giro, 1:16,9 ragguaglio cronometrico per il successo di Ngannu. Roberto Vecchione per il team Elert, la proprietà della scuderia My Horse, la vittoria del figlio di Mr. JP, la seconda in 4 uscite in carriera. La prima per il team Elert, bell'assunto di questo svedese che va in testa, si lascia graduare, vince facile. Freia SL è seconda, Fiammetta Ferm terza.